Sostenere gli investimenti per ripristinare i terreni e il potenziale produttivo delle aziende agricole danneggiate dagli incendi di quest'anno ammontano a 5 milioni di euro i fondi che la Regione Siciliana metterà a disposizione attraverso un bando in pubblicazione dalla sottomisura 5.2 PSR 1422 a sostegno delle aziende agricole colpite da eventi calamitosi. Al finanziamento potranno essere ammesse quelle aziende agricole siciliane, in particolare quelle che ricadono nei 257 comuni colpiti da incendi, il cui elenco è contenuto nella nota della Protezione Civile, allegata alla delibera del Governo regionale dell'11 agosto scorso. Il Governo Musumeci è ancora una volta a fianco degli agricoltori, in questo caso di quelli che hanno dovuto subire danni gravi agli incendi dell'estate scorsa, così l'assessore regionale all'agricoltura. Le iniziative progettuali delle aziende agricole che potranno essere ammesse ai finanziamenti riguardano tre grandi categorie: il ripristino, la ricostruzione di strutture come fabbricati rurali o opifici, interventi della stessa tipologia, ma per opere aziendali come funzionalità delle strade e sistemi di drenaggio, e infine la ricostruzione delle cosiddette scorte vive per l'acquisto di animali. Questi cataclismi che si stanno verificando, queste piogge, insomma voi come Dipartimento dell'Agricoltura state facendo qualcosa per venire incontro alle tante richieste di danni che gli agricoltori siciliani stanno avendo? Devo dire che stiamo avendo veramente una situazione in cui non sono più fatti rari ed eccezionali come si verificava una volta, ma sono diventati dei fatti quasi normali. Allora su questa strada dobbiamo seguire innanzitutto quella dell'assicurazione delle produzioni, per il quale l'Europa stanzia diversi milioni di euro e gli agricoltori devono stipulare polizze che poi gli vengono rimborsate al 70%. E soprattutto la manutenzione del territorio. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo vissuto fino a qualche mese fa ondate di calore da 45 gradi e oggi ci ritroviamo direttamente all'interno di queste piogge alluvionali. Sull'Etna sono caduti 600 mm di pioggia, nella zona di Siracusa è arrivato anche un ciclone, quindi dobbiamo veramente fare una grossa riflessione attorno a questa cosa qua. Il cambiamento climatico non è solo quello che avevano annunziato sulla carta i catastrofisti, come li chiamano qualcuno, ma è sicuramente quello che stiamo vivendo. Che sia colpa dell'uomo, forse sicuramente sì. In estate c'è l'incendio, oggi d'inverno c'è la pioggia, insomma catastrofi che non cendono a diminuire. Non cendono a diminuire, per le quali anche grazie al piano di sviluppo rurale noi stiamo prevedendo degli interventi in maniera tale che agli agricoltori, sia che ci siano incendi sia che ci sia alluvione, viene dato la possibilità di ricostituire il potenziale che gli è stato danneggiato, ma senza manutenzione del territorio, senza eliminazione delle canne dai fiumi, dobbiamo pure imparare che quello che d'estate può sembrare l'alveo di un fiume, qualcosa dove non è passato mai dell'acqua, lì alle prime piogge, oggi lo abbiamo visto tutti, il Platani è ingrossato come tutti i fiumi del nord. Io credo che quest'estate una goccia d'acqua non c'era.